Eccolo, il busto che ritrae Giovanni II Corner, il 101esimo doge della Serenissima, protagonista della vittoriosa guerra di Corfù contro i turchi nel 1716, ultima grande vittoria della Repubblica. È stato consegnato alla regione da Confturismo Veneto, dall'Associazione Veneziana Albergatori e da Venetinet, che si sono impegnati per coinvolgere i veneti attraverso una campagna di informazione affinché donassero una somma per potersi aggiudicare l'opera ad un'asta battuta a Viterbo lo scorso 24 giugno. Abbiamo potuto sensibilizzare l'opinione pubblica grazie anche all'importante apporto della vostra rete e naturalmente da questo punto di vista poi siamo riusciti a motivare i veneti in generale e naturalmente anche delle imprese. Ricordiamoci che l'operazione di recupero dei fondi è durata 20 giorni, quindi era un'operazione pressoché impossibile che nonostante questa grossa difficoltà è andata in porto e quindi non possiamo che essere soddisfatti. In prima battuta, ahimè, l'asta era stata persa, poi un colpo di scena. Quello che mi è stato detto, parzialmente quello che ho intuito, è che l'acquirente era un mercante che avrebbe voluto vendere in Francia. Molto probabilmente ha comprato il mercante su mandato di un cliente francese e molto probabilmente è arrivato un warning alla galleria che dice attenzione che possiamo mettere il divieto di esportazione eccetera, e quindi questo signore non si è più fatto vivo, il mercante intendo dire. La casa d'aste ha pensato bene di interpellare me, in 3 minuti abbiamo chiuso l'operazione. Non c'è niente che ti dia più soddisfazione di qualcosa che hai visto sfuggire e poi vedi magicamente riapparirti davanti. Abbiamo scelto di rivolgerci direttamente, di fare questa donazione come Associazione Veneziana Albergatori alla Regione, in quanto è la terra di tutti i veneti, non tanto al Comune di Venezia quanto alla Regione, proprio per chiarire una volta di più che come Associazione Veneziana Albergatori non abbiamo una visione squisitamente sammarcocentrica. Il doge, nato nel 1647, governò la Serenissima dal 1709 al 1722. Il suo dogado viene anche ricordato per l'ufficializzazione dell'utilizzo della parrucca nell'abbigliamento da parata, usato anche da tutti i suoi successori.